Al via la nuova consulta, il nuovo anno scolastico la prevede, anche quest'anno un'assemblea partecipata. Cosa c'è di nuovo? Sì, stamattina proprio inizia diciamo proprio l'attività della nuova consulta che si è insediata per il prossimo biennio. Verrà fuori il nome del presidente che porterà, diciamo, avanti tutte le iniziative, ma non da solo, perché è chiaro che lui assieme a tutti gli altri vicepresidenti, il segretario, i vari rappresentanti delle varie scolaresche rappresenta la provincia in toto, quindi tutti gli istituti secondari di secondo grado, sia statali che paritari. Il mio auspicio è che le attività che vengano programmate, perché sono attività negli altri anni molto varie, che hanno portato ad avere dei rapporti sinergici con le istituzioni del territorio, dalle forze dell'ordine, questura, prefettura, la Caritas, il volontariato e quant'altro. Spero che anche quest'anno possano essere portate avanti in maniera seria e responsabile, con la consapevolezza che tu non sei lì dentro proprio perché rappresenti te stesso, tu rappresenti una scuola e quindi devi rappresentare ed essere la voce di quella scuola, di tanti compagni che ti hanno eletto e ti hanno dato la possibilità di poter essere rappresentanti all'interno della consulta con una qualità diversa l'una dall'altra, ma tutti componenti della stessa consulta. E quindi siamo in attesa questa mattinata di sapere il nuovo presidente, chi sarà, i vicepresidenti, il segretario e i vari presidenti delle commissioni. Le motivazioni di questa tua candidatura quali sono? Guardate, a livello interscolastico nella provincia di Agrigento spesso la consulta è un'istituzione che viene anche tralasciata, comunque gli studenti spesso non sanno effettivamente che cos'è la consulta studentesca provinciale. Mi candido soprattutto per cercare di cambiare la percezione che gli studenti hanno di questa consulta provinciale, proprio perché se gli studenti hanno dei problemi, la consulta non è in grado di interfacciarsi con i problemi degli studenti, allora secondo me la consulta fallisce quali sono i propri obiettivi. Io ritengo appunto che gli obiettivi della consulta debbano essere risolvere i problemi degli studenti, organizzare eventi, manifestazioni, feste, cose di cui appunto noi studenti e noi rappresentanti in prima persona possiamo occuparci per far vivere meglio la vita studentesca, la vita scolastica agli studenti. Avete qualcosa da proporre? Sì, noi almeno personalmente ritengo che la consulta quest'anno si debba occupare di monitorare quali sono le esperienze di alternanza scuola-lavoro, perché è successo in molte città, anche qua ad Agrigento, che degli studenti non sono monitorati, non hanno delle vere e proprie garanzie di quali sono i loro diritti durante l'alternanza e credo che la consulta quest'anno possa mettersi in prima persona in gioco per cercare di riuscire appunto a controllare che non vi siano casi di sfruttamento e questo dovrebbe essere uno dei compiti di quest'anno, di questa consulta.